è scritto Alive, ma si legge live la canzone di Goldfrapp all'interno di Alla Catalla di oggi, ultimo giorno della settimana, venerdì 12 novembre. Pronto? Signora, buongiorno. Signora, mi dica che Ignazio si è ripreso, signora, prima di iniziare la nostra conversazione. Sì, si è ripreso, perfetto, sono già più tranquillo perché ieri stava dormendo. Botto, io quando sento botto, sì, per lui. caro spicchio, lui si addormisce. Ho capito, effettivamente un po' sciamonito. Vieni qua, Sofiella. Sì, signora, anche oggi a casa del signor Castiglia, ma lei non si riposa mai, signora, non si riposa mai lei. Vieni qua, guarda. Cioè non ha un giorno libero. Così, guarda, vieni qua, si taglia piccolo. Cosa sta? Piccolo. Sì, signora, pronto? Laccia, se ci metto laccia. Sì, signora, scusi, cosa sta preparando? La carotina. Signora. Ci punta, la devi fare piccolo. Signora, scusi. Fai la misura con pollice tu. Ma che... Oh, attenzione. No! Signora, pronto? Ma mi sei... Prova. Signora, buongiorno. Sì. Allora, le volevo chiedere, anche oggi a casa del signor Castiglia? Sì, stiamo finendo il ragù. Benissimo, lei non si riposa mai. Ma chi sta cucinando? Sta cucinando Ignazio? Che cosa? Sta facendo il ragù. Signora, ho sentito male o lei sta parlando di far tagliare alla bambina col coltello affilato i pezzettini di carota, la cipolla e laccia? Certo, io non solo, deve anche capoliare la carne per fare il tritato. Ascolti. Noi non è che lo compriamo capoliato. Ascolti, signora. Noi compriamo direttamente l'animale sano. Poi Ignazio lo scanna. Che schifo, signora. Mi fa veramente impressione. Tutto questo davanti a Sofiella. Sì, ma non è che è un modo cruento come fanno, che un modo cruento. Ma che cosa? Signora, mi fa impressione sta cosa. Ignazio lo scanna, che c'è una mozzocuna da giocare, capito? È veramente... O poi che muore il suppilo. Signora, ma che suppilo? Vuol dire alleppato con i piedi posteriori? No, signora, non... messo a testa sotto a pennuto. A ghittare sangue, signora, non me lo dica. Si sanga tutto, che si sanga. Signora, perché lo deve fare sdisangare? Viene scuoiato, con la pelle Ignazio si fa portafogli. Sì, l'ho capito. Cose da regalare ora a Natale, che siamo sotto le feste, e poi con la canna invece si fa tutti i tagli. Signora, ma guardi che è illegale. Spacciatura? Signora, non ne voglio spacciatura. Signora, si chiama macellazione abusiva, è una pratica illegale, signora. Sì, illegale. Certo che è illegale. Illegale, io sono salsiccia. No, salsiccia che si deve legare. No, signora, quella è la suppizzata. No, allora, la salsiccia è illegale. Legale. Se è ammazzata vuol dire che allora, la salsiccia è illegale. Cioè no, la salsiccia è legale. Illegale, la salsiccia è illegale. No, ma che... Signora, ascolti. Il capuliatore... detto anche tritacarne, se dobbiamo dirla tutta, è uno degli utensili più pericolosi che io abbia mai visto, signora. Ma lei chi ce l'ha detto? Croato, facciamo il capoliato col capoliatore. Me l'ha detto lei, signora. Ma quando mai? Ma come? Ma signora, la bambina lo ha capoliato tutto a mano, tutto col coltello, piano piano. Signora, è peggio ancora. Ce l'ha presente quella mezzaluna lei? Signora, ma sta scherzando? Sta scherzando, signora? Ma sua figlia è una ragazza di casa. Ma è una ragazza di casa. Deve imparare, che poi quando prende marito deve fare il ragù. Ma ancora è presto, ma per favore, signora. Ma non è presto, io è femminuccia. No, signora, il nostro quartiere si impara presto. Sì, l'ho capito, signora, ma è troppo presto. Lei sta facendo fare a questa bambina. Non è troppo presto, io all'ora 5, siamo in ritardo, ma è presto. Signora, ascolti, sta facendo fare delle cose pericolosissime. Metterci il filo bianco, deve sfumare un po', capito? Metterci il filo bianco. Signora, alza la fiamma. No, alza la fiamma. Le sta facendo anche toccare i fornelli, signora. Signora, guardi che è pericoloso il gas. Non esce la fiamma. No, signora, faccia attenzione, non faccia cavolate con il gas, signora, è pericoloso, ma mi sente? Pronto? Fai la prova con l'accendino. No, non faccia la prova con l'accendino, è pericoloso, signora, attenzione. Ignazio. Pronto, signora? Ignazio. Signora, mi sente? Pronto? Non fare preoccupare, Ignazio. Pronto, signora? Ignazio, cos'è questo bumbolo, Ignazio? Pronto, signora, mi sente? È bumbolo di bombola, Signora, ascolti. È bumbolo di bombola. Signora, ascolti. La bombola, no, signora. Ignazio. Vuoi vedere che questo si è addormentato di nuovo? Mi dico, quando c'è botta, si addormenta. Ma l'ho capito, signora, ma è veramente... Cioè... nel caso viene da solo foto. Ma che cosa? È pericoloso. Ma signora, ma a me viene un sospetto. Ma signor Castiglia, lo sa che sta bambina ogni giorno è sottoposta a tutti sti pericoli? Ma può mandare una bombola cortesemente. Ma che bombola? Io le mando l'ambulanza, i carabinieri e il telefono azzurro, signora. Lei 23 euro. Ma che cosa pago io, signora? Chiamo i carabinieri, signora. Guardi che sto chiamando i carabinieri e il telefono azzurro, signora. Sto chiamando i carabinieri. Pronto?